Si torna in campo, l'Entella continua a vincere, non sbagliano un colpo i ragazzi di mister Boscaglia che nel recupero della seconda giornata di campionato del campionato di Serie C hanno vinto anche contro l'Arzachena. Dopo aver battuto il Pisa nell'ultima giornata, l'Entella si lascia alle spalle un periodo molto difficile nel quale hanno parlato più tribunali e sentenze piuttosto che calcio giocato e torna in campo con lo spirito giusto, vincendo una gara importante contro un avversario di categoria decisiva. La rete di Michele Pellizzera al 56esimo, abile a risolvere a proprio favore una mischia e a segnare la rete del vantaggio, poi definitivo 1-0. Sono contento anche perché non mi era mai capitato di vincere la partita con il mio gol 1-0, quindi sono doppiamente felice. Però al di là del mio gol l'importante è sfruttare anche le palline che proviamo molto spesso col mister, con Filippi il secondo, e in queste partite sarà molto importante sfruttare anche i calci piazzati, vedi le punizioni o i calci d'angoli, perché si possono portare a casa i 3 punti anche con un calcio piazzato. Nel finale l'Entella controlla senza patemi, sale a quota 9 punti, il cammino è naturalmente ancora molto lungo anche perché i biancocelesti dovranno recuperare tantissime partite, però sicuramente l'avvio è stato dei più promettenti con l'Entella che nelle gare ufficiali disputate finora non ha mai perso e scenderà in campo lunedì sera contro il Pontedera per continuare la striscia positiva. Dopo il gol abbiamo sbagliato tanti gol che sicuramente potevano farci soffrire meno e che ci insegnano che dobbiamo essere molto più cinici davanti alla porta, perché oggi è bastato un gol, ma è possibile, anche probabile, che per vincere le partite comunque non basta sempre un gol. E quando costruisci così tanto devi chiudere le partite. Martedì c'è stato un processo, le chiedo se negli occhi della squadra c'è quella rabbia giusta per potersi andare a riprendere quello che è stato negato. Negli occhi dei ragazzi c'è la rabbia giusta, dentro di noi c'è la rabbia giusta per fare un grande campionato, che è quello che vogliamo fare. Io credo che non si debba più pensare a quello che è stato, ma dobbiamo pensare a quello che sarà.